La Lendinara. Meno male che non ci sto io allora. Buon pomeriggio a tutti dallo Stadio Gabrielli di Rovigo. Siamo qui oggi per la 24esima giornata di campionato del campionato appunto regionale Under 19. Oggi la sfida è contro l'Endinara, una sfida tosta, e saluto intanto e ringrazio Savioli qui con noi oggi. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi, una partita molto importante, è un derby, a Rovigo è molto sentita e l'andata purtroppo per i nostri ragazzi è finita male, 3-1 per il Lendinara, decisivi degli episodi. Esatto, non ce lo meritavamo, dai. No, in realtà no. Oggi però i nostri ragazzi sono pronti per prendersi una rivincita nelle ultime partite in questa categoria. Spesso la sfida ha sorriso all'Endinara, oggi però bisogna non far sentire i 14 punti di differenza in classifica in campo e portare a casa un risultato molto importante in chiave salvezza. Perfetto, approfitto della nomina della classifica per vedere com'è la classifica in questo momento. Ormai direi che l'Albignasego sta volando sempre più in alto a 51 punti. Al secondo posto abbiamo l'Endinara a 45, a seguire Legnaro, Abano, Monselice, Vittoriosa, Bevilacqua e Rovigo. Mi sono fermata più o meno a metà classifica, anche se questo campionato è imprevedibile. Esatto, sono d'accordo. Rovigo che scende in campo oggi con il solito schieramento 4-3-3 di mister Pavani. In porta troviamo Francesco Fenzi, linea 4 di difesa, da destra a sinistra Piras, Rossi, Piccolo, Scaranello. Davanti alla difesa troviamo Pellegrini, mezzala destra Magnarello, mezzala sinistra Schiesaro, esterni d'attacco a sinistra Meneghello, a destra Polichetti e terminale offensivo Ramazzina. Benissimo, andiamo a dare un minuto di silenzio. Sì. Minuto di silenzio per Gigi Patrian, un giornalista sportivo molto noto a Rovigo. Ha commentato sì. Anche il Rovigo in Serie C, gli unici anni che Rovigo ha partecipato a categorie professionistiche. Esatto. Primo possesso da parte dell'Endinara, Esposito sul pallone, capocannoniere di questa categoria. Andiamo a vedere anche le partite di oggi. Prima che inizi la partita al volo, Bovolone Arianese, Duomo Portoviro, Monselice Bevilacqua, Legnaro Vittoriosa, Union River Cavarzare, Abano Albignasego, direi da tenere sott'occhio questa partita, e Bagnoli Maserà. Partita è cominciata, primo possesso da parte dell'Endinara, lancio lungo, pressione alta subito da parte di Meneghello, giro palla della squadra ospite. Il numero 5 conduce in avanti indisturbato, prova a schermare Schiesaro, lancio lungo, 1 contro 1 del 3 con Scaranello, 3 che scivola, Scaranello fa buona guardia, corner però per la squadra ospite, subito pronti via, corner per la Vis Lendinara. Primo corner per il Lendinara. Salgono le torri, prima mischia in area. Palla in mezzo, palla che rimane lì, allontana parzialmente Schiesaro che mette in calcio d'angolo. Nuovamente. È sempre Nuovo corner. Noi qui da tifosi tremiamo sempre quando ci sono le palle native sono pericolose, soprattutto perché sì. l'Endinara porta in area molta fisicità, molta di più rispetto ai padroni di casa del Rovigo. Speriamo di riuscire a gestire queste situazioni al meglio.
Nuovo traversone messo in area, Urco. rovesciata tentata da Lendinara, non andata a buon fine, sarà rimessa laterale per il Rovigo. Si appresta sul pallone Scaranello lungolinea a cercare la testa di Chiesaro, trova invece quella del 3 che mette ancora in out, altra rimessa laterale da parte del Rovigo. Scaranello ancora lungolinea a cercare Meneghello, chiuso nuovamente. Dai ragazzi. Scaranello lungolinea, altra rimessa per il Rovigo, non si esce da questa zona di campo. Ramazzina chiama il movimento da parte di Chiesaro, palla invece a cercare proprio Ramazzina, rimessa per il Lendinara. Ramazzina saltato, conduce il numero 5, centralmente per il 4. Rovigo che va in pressing con Pellegrini direttamente sul portiere, Lendinara però riesce a uscire in modo molto corretto, infatti ancora il 4 che prova a cambiare gioco, a cercare Ranzato, grande ex di questa partita, numero 10 oggi per la squadra dell'Endinara. Ancora Ranzato, cerca il 1 contro 2, No, non passa, ma palla che finisce in corner. Da 1 a 10 quanto vorresti essere in campo? 11. Purtroppo il calcio è così, Sì. prima segni poi vieni squalificato, la stessa partita. Altro traversone da parte dell'Endinara, cross in mezzo, tiro rete. Porca miseria. Il gol del numero 4 sblocca il match al Gabrielli, 0-1, vantaggio ospite. L'avevamo detto in precedenza, no? L'Endinara porta su molta più fisicità rispetto a quella dei nostri ragazzi e questo potrebbe essere un fattore, e subito Devo dire bel gol comunque. a inizio partita si è rivelato un fattore. Calcio d'angolo battuto molto bene da parte di Esposito e il numero 4 è arrivato, terzo tempo, Sì. girata perfetta, nulla da fare per Francesco Fenzi. Ma che arietta che c'è. Rovigo ora ha chiamato una reazione importante, spesso ne ha avute quest'anno di reazioni. Pellegrini conduce subito in avanti, osserva e lancia dalle parti di Polichetti, palla che passa, Bellissimo. Polichetti inciampa sul pallone, Sul Ranzato campo chiude, più che altro. campo purtroppo non aiuta. Difesa a palla perfetta da parte del terminale dell'Endinara. Punizione battuta subito a cercare Ranzato, 1 contro 1 con Pira, saltato. Cambio gioco perfetto a cercare il numero 3. Punta Scaranello, 1 contro 1, palla in mezzo, esce Fenzi a vuoto, palla che attraversa tutta l'area, 1 contro 1, passa nuovamente, nuovo corner per l'Endinara, il quarto in questo avvio di partita. Sei bene forse? Nuovo corner da parte dell'Endinara, tenino in area per i giocatori in maglia rossa, palla che entra, attenzione, allontana la difesa del Rovigo, sarà rimessa laterale in zona d'attacco. Ancora il numero 3, rimessa battuta corta, gestione da parte dell'Endinara, trova le vie centrali, giro, giocano bene, gioca bene la squadra di mister Di Giovanni, trova molto bene le linee di passaggio. Rovigo in difficoltà in questi primi minuti di gioco. Apertura a cercare Esposito, cerca l'1 contro 1 con Piras, Esposito converge, Piras lo tiene molto bene, Esposito però salta l'1 contro 1, non passa per fortuna. Rimessa affidata a Piras, in avanti cerca Polichetti, Polichetti spizza nella terra di nessuno, rimpallo però che agevola Magnarello che prova il lancio verso Ramazzina,
Ramazzina deve provare a far salire la squadra, è molto difficile, però i due difensori dell'Endinara stanno facendo un'ottima fase difensiva. Esce Magnarello, chiuso. Arriva Piras. Che rischio. 9 è Cervellin, vero? Se non sbaglio. Sì, Cervellin anche lui è oltre la doppia cifra in questo campionato. Conduce Ranzato, prova a tagliare Scaranello, chiude. Solo per un attimo però. Pellegrini allontana e poi Chiesaro completa il disimpegno. Polichetti cerca l'1 contro 1, chiuso molto bene dal numero 6 dell'Endinara. Difensivamente sono molto solidi loro. Sì, sono una bella squadra, un bel gioco. Non si è secondi in classifica a caso, puntano ancora a risalire per provare a vincere, giustamente. Sì, ci devono credere. Porta Scaranello. Ma noi ci crediamo. Dentro per Ramazzina, attenzione Ramazzina. Cerca Meneghello. Non si intendono i due, era comunque la prima trama di gioco offensiva per il Rovigo Calcio. Rimessa dell'Endinara, palla che passa, anticipo di Pellegrini, contrasto, Scaranello scarica su Rossi. Rossi in avanti, Meneghello anticipato. Prova Brodino, rimessa laterale per il Rovigo. Suona la carica Chiesaro. Scaranello cerca Magnarello, trovato solo, chiude però Ranzato. Ranzato torna dall'estremo difensore dell'Union Vis. Lancio lungo a cercare il numero 7 che controlla, Bello. poi in scivolata. Bravo. Non riesce a tenere il pallone in campo il numero 3. Sarà rimessa laterale. Scaranello. Scaranello in avanti a cercare Ramazzina, anticipato. Poi Chiesaro, colpo di testa, Ramazzina. Chiuso. Fuori. È un momento però dove Rovigo sta provando a risalire il campo dopo i primi minuti di apnea. Rimessa sulla tre quarti, Scaranello in avanti. Chiuso, attenzione, Meneghello rimane lì. Chiesaro prova il tiro debole, che il portiere controlla direttamente con i piedi. Gestisce questo pallone. Fa sistemare i suoi. Iniziano anche a giocare con il tempo i giocatori ospiti per cercare di respirare e guadagnare minuti. Rinvio del portiere, cerca Ranzato e lo trova. Protezione palla da parte di Ranzato. Giocata di Ranzato che prova ad andare via però non riesce. Il campo è finito, rimessa laterale per il Rovigo. Magnarello lascia la battuta a Piras. Piras in avanti, chiusura di Chiesaro, non passa. Calcio di punizione per il Vis Lendinara. Rovigo che deve riassestarsi e provare a sviluppare qualche occasione offensiva. Conduce il numero 5, sventagliata, letta da Scaranello che però concede la rimessa laterale in zona d'attacco per l'Union Vis. Giro palla a cercare il 2, Ramazzina bosta una pressione, chiusura di Piras su Ranzato che però mette il corpo e guadagna rimessa laterale. Non conosco nessuno. Rimessa laterale in zona d'attacco da parte dell'Endinara, trovato Esposito, prova a girarsi, non passa. Cosa ha fischiato il direttore non si capisce attualmente. Punizione, ma Punizione in zona non ho d'attacco capito per il motivo. l'Union. No, palla 2. Palla 2. Palla 2. L'Endinara mette questo cross, attenzione per il numero 7 che svetta, colpisce, palla sul fondo. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per la formazione di casa. Rinvio affidato a Fenzi. Fenzi prova a partire dal basso, piccolo per Pellegrini che allarga per Scaranello che però non arriva su questo pallone, rimessa in zona d'attacco da parte dell'Endinara che fa una pressione molto alta.
e cerca la riconquista nella tre quarti campo del Rovigo. Carli in avanti, chiuso da Piccolo, colpo di testa da parte dell'8. 8 e 4 che stanno in questo momento dominando il centrocampo. Cambio gioco, controllo del 3, cerca la verticalizzazione, non passa, chiude Piccolo per un attimo, poi Scaranello, attenzione a questo pallone che rimane in area, allontana Scaranello, Ramazzina controlla, apre su Magnarello, prova a servire Polichetti, chiuso, anticipato. Nuova gestione da parte dell'Endinara, apertura ancora per il 3. Controllo e scarico. Suolata del numero 8 che dimostra un grandissimo controllo della sfera. Nuova apertura, 1 contro 1, il 3 passato. Traversone in area, deviazione di Piccolo, Rossi controlla. Va al disimpegno in fallo laterale. Fallo laterale per il Vis che continua a premere nonostante lo 0-1, non si accontenta. Cerca il raddoppio in questi minuti. Controllo del gioco. Anticipo da parte di Pellegrini che prova a passare e guadagna rimessa laterale. Ottima giocata qui da parte di Pellegrini. Scaranello in avanti, cerca Ramazzina. Anticipato nuovamente, però qui Pellegrini prova a cambiare gioco su Polichetti che scivola per la seconda volta in questa partita. Piccolo in avanti. Mi sa che Luca Fischiato fallo in attacco, però calcio di punizione per il Rovigo. ha preso una botta. Luca. Non lo so. Problemi al costato per Rossi. Presumibilmente ha preso una botta. Capitano però che gioca questo pallone, apre per Scaranello. Scaranello nuovamente anticipato. Qui chiude Meneghello, altra rimessa per l'Endinara. Gestione ancora Union Vis. Numero 4 prova la gestione, Rovigo deve provare ad alzare il baricentro, lo fa qui con Ramazzina e Meneghello. Si alza anche Polichetti. Anticipo qui ottimo da parte di Piras, poi Magnarello. Magnarello cerca l'1 contro 1, è passato Magnarello, palla in mezzo a cercare Meneghello. 1 contro 1, tiro di Meneghello ribattuto, rimane lì ancora Meneghello. Allontana la difesa dell'Endinara. Buona occasione qui per il Rovigo. Ranzato, cambia gioco. Pellegrini prova a chiudere, lo fa bene, vince il rimpallo però al numero 3. Scivolata qui di parte di Schiesaro che non riesce ad arrivare in tempo, ancora il numero 3. Incursione centrale, apertura per Ranzato. 1 contro 1, 1 contro 2, Ranzato passa in mezzo a 2, in mezzo a 3. Poi Scaranello per fortuna riesce a chiudere. Scivolata ancora del numero 4. Apertura, Esposito non controlla. Riesce però a tenere il pallone in campo. Grande chiusura qui da parte di Piras. Con il raddoppio di Polichetti che prova a ripartire, a lanciare Ramazzina. Ramazzina anticipa il difensore, ancora Ramazzina, chiuso. Palla però tra le braccia di Fenzi. Andrà al rinvio il numero 1 del Rovigo. Lancio a cercare Polichetti, palla che salta. Chiude il numero 6 che sta facendo una partita interessante del numero 6 su Polichetti. Qui grande chiusura di Rossi che ne esce di esperienza e prova a lanciare Ramazzina. Prova ad arrivarci Ramazzina, chiuso. E altro lancio da parte del 5 dell'Endinara. Palla nella zona di Pellegrini. Apre per Polichetti, chiuso nuovamente. Anticipano bene. Il numero 6 sta giocando un'ottima partita d'anticipo su Polichetti, avversario tosto per lui oggi. Ramazzina, controlla il limite dell'area, ancora Ramazzina, apre per Schiesaro, sterzata e apertura, Polichetti, 1 contro 1, chiuso nuovamente Polichetti, rimessa laterale però in zona d'attacco per il Rovigo, Pavani incita i suoi. Rimessa in mezzo, Polichetti in anticipo. Palla bloccata da il portiere della squadra ospite.
che andrà anche lui qui a rinvio lungo. Rinvio dalle parti di Scaranello, fa buona guardia e guadagna un calcio di punizione. Bravo Scaranello qui, Bene Scaranello. mette bene il corpo, protegge la palla e guadagna calcio di punizione. Calcio di punizione lasciato a Piccolo. Serve Chiesaro, scarico nuovamente per Piccolo. Lancio ribattuto, altra rimessa laterale per i padroni di casa. Scaranello in avanti, colpo di testa qui, Ramazzina prova a mettere il corpo, chiuso ancora in rimessa laterale. Rovigo che La mamma di... Ramazzina di testa qui, cerca uno contro tutti per Ramazzina che non passa. Grande densità da parte dell'Endinara, chiude Piccolo in avanti, palla che termina fuori, rimessa laterale affidata al numero 3. Gestione per il Lendinara. Trova molto bene il playmaker che gestisce. Va al lancio ora, trovato il numero 9, chiuso. Grande Scaranello qui ancora in uscita. Scarico sul portiere e l'Endinara che si assesta nuovamente. L'Endinara che è la seconda miglior difesa della categoria e lo sta dimostrando anche oggi con una grandissima solidità. Rovigo che dovrà fare molto di più. Qui Ranzato 1 contro 1 con Piras, Ranzato converge, Ranzato all'indietro per il numero 4, pressato da Pellegrini. Scarico, Pellegrini esce su di lui. Il numero 9 controlla, punta la porta, salta, tiro ribattuto, per fortuna ancora Rossi. Prova a condurre l'uscita Rossi. Cambia gioco Rossi, dove però non c'è nessuno. Il capitano ha provato a scuotere la squadra, che però non ha seguito. Protezione e rimessa laterale guadagnata dal 3, classe 2005 lui. però. Ne ha giocati abbastanza di questi derby. È sempre stato un osso duro, molto spesso lui giocava a centrocampo, ha avuto l'1 contro 1 proprio con me, quindi lo so molto bene. Cambio di gioco ora a cercare il numero 6. Verticale, Esposito, controlla e prova a mandare Ranzato, non si intendono i due. Palla troppo lunga, rimessa laterale per il Rovigo Calcio. Mister Pavani dà indicazioni a Polichetti per cercare di aggirare il numero 6 che per ora sta facendo un'ottima partita. Qui Magnarello guadagna una buona rimessa laterale. La pressione alta dell'Endinara mette in difficoltà l'uscita dal basso solita del Rovigo. Sì, dobbiamo fare qualcosa di diverso, almeno provare. Sì, bisogna trovare subito una soluzione per uscire perché loro con questo pressing riescono spesso a recuperare il pallone. Gestione qui da parte del numero 8. Attenzione all'imbucata per Ranzato, troppo lunga. Bisogna trovare subito una soluzione al loro pressing, anche perché col lancio si fa fatica. Ramazzina è chiuso tra due difensori molto attenti. Polichetti ha un uomo difficile di qua per Meneghello, lo sappiamo bene. Partita abbastanza complicata. Qui Ramazzina anticipato. Pressione da parte del numero 7 su Piccolo che è costretto a mettere in fallo laterale. Il nostro tifoso numero 1 è sempre Biagio. Biagio che recupera qui questo pallone e accelera con grande velocità i ritmi di gioco. Tifa per il Rovigo e lo si vede anche da questi dettagli. Sempre presente lui. Complimenti a Biagio. Attenzione Cervellin, spizza per il numero 11 che apre per Ranzato, 1 contro 1 di Ranzato, fuori gioco.
Fuorigioco di Ranzato. Molti anni per Ranzato qui a Rovigo. Ah, davvero? Grande Giocato ex, qui? grande ex. Ah, non sapevo. Ha esordito anche in prima squadra lo scorso anno. Oggi però avversario. Anno? 2007. Rimessa laterale da parte del Rovigo oggi. È difficile, molto brevilineo, tecnico e Sì. però Piras lo sta contenendo molto bene in questo frangente di gara, sta facendo una partita attenta. Peccato per quel gol preso da palla inattiva, perché per il resto il Rovigo sta contenendo molto bene gli attacchi dell'Endinara. Sono d'accordo. I 14 punti in classifica di differenza per ora non sono stati così netti. Qui Ranzato prova a convergere, taglia il campo, verticale a cercare il numero 7, sponda 1 contro 2, punta e salta in velocità, converge ancora, Rossi chiude bene e Bravi. poi ripulisce Schiesaro. Grande spirito di sacrificio per Schiesaro, quando chiamato in causa sempre presente. Rimessa laterale Ranzato, sponda 1 contro 1, è passato, converge verso il centro e poi scarica il destro, Bravo, blocca Francesco. a terra Fenzi. Con sicurezza. Quella che serve in questo momento ai ragazzi di Mister Pavani e sta un po' mancando. Il lancio da parte di Fenzi, anticipato Polichetti, rimane lì Magnarello, gestisce questo pallone, poi Piras cerca Polichetti, 1 contro 1 con il solito numero 6. Che ha attaccato Polichetti. Questa volta Polichetti fa una gran giocata di Polichetti che converge verso il centro, ancora Polichetti, chiuso con fallo, grande azione da parte di Polichetti che suona la carica e da queste punizioni palle inattive può cambiare la partita. Polichetti ha fatto un interessante break. E punizione anche da una posizione molto interessante. Chi la tira secondo Sta te? sistemando la palla Pellegrini, Mm. designato numero 1 per i calci piazzati del Rovigo. Ha già segnato lui su punizione un sì. gol proprio qui in questo campo, nella sconfitta per 2-1 con il Bovolone. Vai Pelle. Conta i passi Pellegrini, barriera 3 per il portiere dell'Endinara. Portano su comunque dei saltatori Rovigo, vediamo Piccolo avvicinarsi al centro area, oltre a Meneghello, Polichetti, Magnarello e più defilato Ramazzina. Va Pellegrini sulla porta, direzione della barriera, Angolo. corner per il Rovigo. E allora sale anche Rossi. Anche il corner è affidato ai piedi di Pellegrini. Ci manca lo schema Gardina però. Ci manca Gardina che ha deciso anche partite importanti su calci piazzati. Va Pellegrini verso il centro, un po' lunga, Troppo lunga, finisce in fallo laterale. Quindi rimessa laterale per il Lendinara, peccato. Comunque Polichetti è riuscito a liberarsi del 6 e nell'azione precedente questo è un buon segnale per il Rovigo. Ah sì. Calcio di punizione per il Lendinara. Prende campo il Lendinara. Mani di Schiesaro fischiate qui. Giro palla. Prova Ramazzina a pressare. Conduce il difensore e lancio. Scaranello allontana di testa, poi Pellegrini. Bello. Lancia Meneghello, anticipo del difensore centrale, altro lancio, ancora Scaranello, rimane lì, prova a ripulire Piccolo con Scaranello, nella zona però del numero 5 della Vis. Qui attenzione a Schiesaro che era riuscito per un attimo a contendere il pallone, poi concede rimessa laterale. Comunque una bella partita. Due squadre che si stanno in questo momento studiando, molti duelli fisici dettati anche dal campo ovviamente. Sì. Chiediamo sempre alla società di farci giocare sul campo A, per favore. Cercate di far giocare questi ragazzi sul campo principale.
Nonostante la pioggia di ieri sera, però il campo sta tenendo fin troppo bene. Qui Schiesaro trattenuto, il direttore però non fischia. Schiesaro allarga le braccia, attenzione Schiesaro, manda l'inserimento di Piccolo. Piccolo in contropiede, si lancia Piccolo, dentro a cercare Ramassina, al limite era Ramassina, punta Ramassina, anticipato Ramassina, raccoglie però Pellegrini che alimenta l'azione, prova il destro da lontanissimo, tra le braccia del portiere, grande break qui, inserimento di Matteo Piccolo da difensore centrale che si è riversato in avanti. Bella azione, molto bella da parte di Matteo Piccolo. Cercavamo una soluzione al pressing dell'Endinara e qui sembra averla trovata con l'inserimento dei difensori centrali. Grandissima azione di Matteo Piccolo. Gestione ancora l'Endinara. Cambio di gioco a cercare Ranzato, gran controllo di Ranzato. Chiede l'1-2, non corrisposto però da Esposito che va centralmente. Chiusura di Piccolo, chiusura di Piccolo. Ecco qui Rossi che prova anche lui a riversarsi in avanti. Rossi prova a lanciare Ramassina. Da parte dell'Endinara. Cambio di gioco. Ancora l'Endinara. Con Ranzato che scarica sul numero 6. Qui Rossi è entrato in ritardo su Ranzato, commette fallo. Calcio di punizione per la Vis. Gestione. L'Endinara, Ranzato. Conduce verso il centro. Esposito. Gira il gioco. L'Endinara che prova a rallentare un attimo i ritmi perché ci sono state due azioni pericolose da parte del Rovigo che sta cercando di alzare l'intensità. Schiesaro qui, ottima scivolata. E poi chiede la rimessa laterale. Il direttore di gara però non è dello stesso avviso e la concede all'Endinara. Ancora centralmente il Vis. Cambio di gioco. Attenzione al lancio tra le braccia però di Francesco Fenzi. Francesco Fenzi va al rinvio, lungo. Seconda palla dell'Endinara con Esposito. Suolata di Esposito che ci sta divertendo forse un po' troppo in questa partita. Gira palla ancora all'Endinara. Trovato solo il numero 8, attenzione. Prova a uscire Meneghello, il numero 8 però gestisce con tranquillità. Cambio di gioco a cercare Ranzato, anticipato da un Piras attentissimo per ora. Esposito cerca l'1 contro 1 con Piras. Piras, gran chiusura, gran partita per Piras. Rimessa laterale però qui per il Lendinara. Sia Piras a destra che Scaranello a sinistra stanno contenendo abbastanza gli 1 contro 1 sugli esterni. Questo è un vantaggio per il Rovigo. Attenzione però, qui Esposito, Rossi chiude e concede, no, guadagna una rimessa laterale. Grande contrasto qui da parte di Rossi, fortunato nel rimpallo e ci va volta, molto bene così. Siamo sempre sfortunati sui rimpalli, almeno una volta. Ci vuole anche quello finalmente. Esatto. Palla recuperata però dall'Endinara con Ranzato che cerca il 2 contro 1. Contrasto duro, Piras perfetto anche qui. Direttore di gara che ferma il gioco perché nel contrasto i due giocatori hanno subito una botta, infatti viene richiamato a entrare il massaggiatore della squadra ospite. Anche se mi sembra fuori dal campo, non riesco a capire. No, è sulla linea, sulla linea. È sulla linea, ok. Ha avuto la peggio il giocatore della squadra ospite. Momento di respiro per le due squadre, ne approfitta mister Pavani per dare indicazioni, soprattutto alla corsia di destra. Andiamo a vedere le partite, come siamo messi. Union River già in vantaggio sul Cavarzere, partita importante per la Salvezza. Albignasego sotto ad Abano, questa è una buona notizia per la squadra ospite che a questo punto sta recuperando di fatto 3 dei 6 punti
di svantaggio. Ovviamente è molto presto, siamo ancora nel primo tempo, però l'Endinara ricordiamo che è spinto dalla voglia di provare a raggiungere un risultato che ci fa sempre vicino di fatto negli ultimi anni, ma non è mai riuscita a vincere. La classifica in questo momento vede tante squadre appaiate a 31 punti, lo sappiamo. Si vince, si sale, si perde, si scende di numerose posizioni. Qui Rossi prova il rinvio, il gioco è ripreso. Pellegrini sulla seconda palla, guadagna, recupera e ripulisce per Magnarello che porta palla. Va a cercare Polichetti in velocità, Polichetti Bravo. passa e guadagna un calcio d'angolo importante Dai, ragazzi. in questo momento della partita. Rovigo che prova a riversarsi in avanti. Il corner qui lo batterà Meneghello. Meneghello sul punto di battuta, salgono tutti dietro, però l'Endinara non lascia nessuno davanti. Infatti Rossi fa alzare Piras. Arriva il traversone in mezzo, palla che rimane lì, lancio lungo, raccolto facilmente qui da Rossi. Meneghello deve rientrare velocemente dal fuorigioco, Rossi però sceglie Ramazzina che di testa prova a spizzare. Era piccolo, era piccolo. Ha provato Piccolo. Dai ragazzi. Rigestisce il Lendinara. Il coach si fa sentire il Mister che sente molto la partita, giustamente. Attenzione al lancio lungo direttamente tra le braccia di Fenzi. Si riassesta il Rovigo. Prova a scuotere la squadra il mister alla sua maniera. Nel frattempo il numero 11 dell'Union Vis Lendinara, Esposito, è ancora fuori dal campo e cammina in modo molto difficoltoso. Infatti purtroppo può capitare durante il gioco. È quello che so che l'altra sera dovevano parlare, poi non dite che qualcuno si fa male, porca puttana. Quanti se ne stanno facendo male questa colpa anche un po' del campo? Infatti viene sostituito, al suo posto entra il numero 15, sostituito Esposito. Dopo il contrasto con Piras. Nel frattempo per il Rovigo si è alzato dalla panchina e ha iniziato il riscaldamento Mattia Zago, un grande ritorno per l'attaccante classe 2005 ex Duomo, per la prima volta finalmente disponibile per fare minuti dopo l'infortunio rimediato in allenamento. Ramazzina prova a aprire per Meneghello, Meneghello cerca l'1 contro 1, il 2 però fa buona guardia. Che velocità. Bravi davvero a chiudere. Mette molto bene il corpo qui il difensore dell'Endinara che legge la palla. Ramazzina prova ad andare in pressing, recupera Pellegrini in zona d'attacco, punta l'uomo, chiuso, ma guadagna comunque rimessa laterale. Stiamo alzando il baricentro e questo è buono. Dovremmo riuscire a segnare prima della fine del Caranello prova a riversare la palla verso l'area di rigore, chiusura del numero 5, poi Ranzato, controlla, palla che rimane di Scaranello però direttamente tra le braccia del portiere. Senti Chiara che tira, ragazzi. Dalla tre quarti in su facciamo fatica a trovare linee pulite di passaggio, Sì, sono d'accordo. come fanno fatica anche loro, per questo la partita per ora si sta decidendo da un calcio piazzato, che spesso in queste partite tirate fanno la differenza, lo sappiamo, e oggi per ora la sta facendo. Lancio sbagliato da parte dell'Union Vis, rimessa a Rovigo. Sì, ho sentito una brutta risposta da parte di un compagno, ma va bene, queste sono cose interne Qui. di cui io non Ora si aggiunge commento. un'altra variabile oltre al campo che è il vento, e quindi Esatto.
Si fa ancora più fatica. Qui attenzione però la palla verso Cervellin. Rossi Luca, bravissimo. mette il corpo, fa buona guardia. Fenzi si appresta al rinvio. Lancio di Fenzi. Polichetti in mezzo a due, chiuso ancora. Seconda palla dell'Endinara. Bravo qui piccolo però, attenzione, palla che gira male. Palla che gira molto male, Piras però legge bene il rimbalzo. Seconda palla ancora l'Endinara, allontana piccolo. Duello a centrocampo vinto da Pellegrini. Si appoggia a Magnarello, gestisce su Fenzi. L'Endinara, come si può vedere bene, uomo su due centrali del Rovigo. Polichetti, 1 contro 2 per Polichetti, prova a passare, guadagna però una bella rimessa laterale. Era difficile uscire da quella posizione. Ha ottenuto il massimo. Piras. Polichetti rovescia. Bravo, quel peccato. Palla che arriva sulle piedi di Pellegrini. Ma il 3. Mamma mia, Grande che break del rischio! numero 3. Grande break del numero 3. Grande break del numero 3. Bravo qui però Matteo, piccolo a leggere sì. le intenzioni. Bravissimo. Quando parte in velocità è difficile Porca andarci a miseria, duello. Qui però Schiesaro cerca Ramazzina che controlla bene questo pallone. Ramazzina prova a far partire Meneghello. No. Meneghello chiuso. Numero 10 del Rovigo che ha toccato pochi palloni giocabili. Segno che i difensori dell'Endinara stanno facendo un buon lavoro. Gestione qui di Meneghello che va a cercare Magnarello. Bravo Magno. Appoggia su Pellegrini, conduce in avanti, cerca Schiesaro, chiuso. E attenzione al contropiede dell'Endinara. Numero 7 che protegge, apre a cercare il neo entrato. Rovigo però che gestisce molto bene questa situazione. Magnarello apre per Piras. Dai Simone, guadagna. Guadagna in avanti, centralmente Ramazzina che perde il suo duello con due difensori molto forti. Si tocca Ramazzina. Sappiamo anche lui diversi fastidi ultimamente come un po' a tanti giocatori di questa squadra. Magnarello 1-2, trova Piras, grande trama qui del Rovigo. Cerca Ramazzina, Bellissimo! sponda a cercare Polichetti. Vai Pietro. Punta l'area Polichetti. Polichetti prova il tiro. No! Fuori di poco. Il destro incrociato di Polichetti. Porca paletta. Sempre molto propositivo quanto sfortunato. Il numero 7 del Rovigo Era bella questa. che lancia un segnale però di presenza al Rovigo in questa Sì, partita. ci siamo. Devo dire che l'atteggiamento dei ragazzi in campo è sempre positivo, non vi date mai per vinti ed Come è una cosa bellissima. L'abbiamo detto anche prima, reazione che è uno dei fattori di questa squadra, molte Sì. partite recuperate da momenti di estrema difficoltà. Già. Qui pressione da parte di Magnarello, buona gestione però dell'Endinara. Il gol inizio partita poteva tagliare le gambe ma non l'ha fatto. Cambio di gioco qui a cercare il numero 3, troppo lungo per lui. Fallo laterale per la squadra di casa, Scaranello in avanti, anticipo, poi di testa Scaranello mette fuori. Ranzato, ancora il numero 3, gran gestione. Polichetti entra duro, Bellissimo! poi Schiesaro per Polichetti, chiuso, palla però che rimane lì, ancora Schiesaro, anticipato. Piras protegge, Bravo, molto bene Simone. Piras, molto bene Piras oggi. Rimessa in avanti a cercare Polichetti. Polichetti vince il suo duello, palla però recuperata da parte tunnel di Ranzato ai danni di Pellegrini. Ramazzina. Ma questo dubbio. Ma buono così, calcio di punizione per il Rovigo. Sì. Direttore di gara che per ora sta gestendo abbastanza bene la partita. Ma non parliamo troppo presto che qua Non ha ancora avuto non si sa situazioni mai, infatti. difficili però. Rossi in avanti a cercare Polichetti.
Polichetti prova a tenere il pallone in campo e ci riesce. Poi Ramazzina di testa, palla che rimane lì, Menegallo anticipato da Ranzato, tutto campista oggi. La Madonna. Cervellin vince il suo duello con Piras, che però per il direttore di gara commette fallo. Silvia, ti aspettiamo. Si è alzato dalla panca. Lendinara che conduce oltre la sua metà campo, prova il lancio a cercare il 15, palla troppo lunga però. Dove che va a fare gli scout? Vieni qua, Biagio, stai qui con noi. Alla squadra. Fenzi Poi lo sai che devi stare si vicino appresta al a me, rinvio. per portare fortuna. Rinvio da parte di Fenzi. Si allunga la maglia del numero 4 dell'Endinara, fallo fischiato nel duello tra numeri 4 con Pellegrini. È stato troppo palese il gesto, quindi non poteva Le non trattenute ci sono state da ambo le parti. Più vistosa però quella del nostro numero 4, per cui il calcio di punizione per l'Endinara già battuto. Gestione in avanti, protezione e gestione da parte del numero 8 che cerca l'incursione centrale, poi prova ad aprire dove però non c'è nessuno, protegge Scaranello, il fallo laterale. Meneghello si arrabbia per questa scelta del suo compagno, sarebbe stato forse meglio rinviare direttamente per non concedere all'Endinara di alzarsi. Scaranello però ora cerca Pellegrini, in avanti, recupero dell'Endinara. Ranzato ora a destra, però 1 contro 1, chiude Scaranello. Rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite che conduce per 1-0 sui padroni di casa. Gestione del numero 8. E prova il traversone, taglia tutto il campo sul secondo palo, esce Fenzi con i pugni e concede calcio d'angolo dalla stessa posizione da cui è nato il gol. Con la palla che va all'indietro Per l'Union praticamente. Si capisce. Uscita complicata. Che gol hanno fatto sul calcio d'angolo? Sì. No, però è stato un bel gol. Intervento di Fenzi che però ha salvato perché due Certo. giocatori dell'Endinara si stavano avventando sul pallone in solitudine sul Nuovo secondo corner. palo. Ranzato sul punto di Ma che battuta. mucchio c'è lì in mezzo? Trenino ancora per la squadra ospite, cross in mezzo, allontana il Rovigo solo per un attimo però. Palla sui piedi di Ranzato che lascia al numero 3. Occhio ragazzi. Palla messa fuori, il 15 prova a gestire. Liscia però palla che rimane all'Endinara, numero 4 che apre. Ranzato 1 contro 1, ennesimo con Piras. Gestione, palla indietro, Schiesaro. Bravo. Chiusura decisiva, poi apre per Polichetti. Piccolo. Era piccolo, era piccolo. No, è Polichetti. E Schiesaro e Piccolo hanno gli stessi capelli, le stesse scarpe, è difficile riconoscerli, per cui Non dirlo a me. soprattutto per la zona di campo in cui si trovava Piccolo, che sta giocando veramente dappertutto. Ora Piccolo che deve cercare però di tornare in difesa perché l'Endinara torna in avanti e torna bene. Piccolo che recupera l'ennesimo pallone, un po' ovunque Piccolo qua. Vai bene. Meneghello tranciato qui dal numero 3, ammonito. Tra la richiesta di ammonizione da parte dei tifosi del Rovigo, Buoni ragazzi. Buoni ragazzi. Meneghello conquista un ottimo calcio di punizione e fa ammonire un avversario molto tosto che ora dovrà stare attento. Dai, c'è il gol. Rossi sul punto di battuta, fischi da parte dei tifosi per il direttore di gara. Rossi sul punto di battuta, Magnarello vicino a lui, viene fatto alzare dal capitano che presumibilmente opterà per la scelta lunga. Polichetti largo da una parte, Meneghello dall'altra, Ramazzina più C'è un centralmente. No, sì, no. Non si capisce. Ha sangue da naso. Sì, Scaranello, sangue da naso per lui. almeno
sembra che da qui. Scaranello, sì, scarpe azzurre, proprio lui, il numero 3 del Rovigo, nei pressi della panchina per perdite di sangue da naso. Batterà Rossi, densità dei giocatori in maglia bianca sulla nostra sinistra, mentre a destra troviamo soltanto il numero 7 Polichetti. Rossi sul punto di battuta, va proprio a cercare Polichetti, palla che passa, Polichetti, paratona da parte del numero 1 dell'Endinara, seconda occasione per Polichetti, grandissima apertura da parte di Rossi, palla che è passata, Polichetti che ha fatto un ottimo taglio, portiere però dell'Endinara che con un intervento importante concede calcio d'angolo alla squadra di casa Meneghello. Sul punto di battuta salgono nuovamente le torri, traversone di Meneghello, palla che attraversa tutta l'area di rigore, ci arriva Pellegrini, 1 contro 1, colpo di tacco di Pellegrini a smarcare Polichetti, chiuso qui dal numero 3, guadagna rimessa laterale. In zona d'attacco per il Rovigo che ha reagito molto bene. Qui Schiesaro per Ramazzina. Ramazzina anticipato, mette fuori l'Endinara. È dura. È una partita tosta, lo sapevamo. Però è ancora molto lunga. Magnarello, gran controllo, prova a passare, chiuso. Il direttore di gara ha fischiato calcio di punizione per il Rovigo. Gran giocata qui di Magnarello che guadagna una punizione importante. Dai ragazzi. La batte Pellegrini, salgono tutte le torri. Dai ragazzi. Resta basso solo Piras, nel frattempo non è ancora rientrato Scaranello. Rovigo in uno in meno in questo frangente di gara. Pellegrini col destro a cercare la porta, traversa di Pellegrini, rimane lì Ramazzina, pallone che non è entrato incredibilmente, traversa su punizione di Pellegrini, punizione battuta benissimo Era bellissimo. dal numero 4 del Rovigo che ha tagliato tutta l'area ed è arrivata con forza verso la porta. L'ha fermato la traversa, sulla respinta non è riuscito Ramazzina a correggere in rete. Che sfortuna. Era un bellissimo tiro. Il giocatore dell'Endinara a terra ha subito una botta nel duello. Io? Rovigo che ha mandato a scaldare altri 2 giocatori. Uno dei 2 è Pasqualotto, anche lui al rientro da un infortunio. E l'altro è Campion, che tanto per la cronaca aveva subito anche lui un grave infortunio. I nostri giocatori molto sfortunati quest'anno. Quest'anno sì, devo dire che tra influenze e infortuni, mai un sabato che voi abbiate giocato a formazione top. Rovigo che però non ha mai cercato alibi Assolutamente, per i risultati, anzi ha sempre provato ad adeguarsi alla situazione. chiaro. Lancio lungo per Scaranello che è rientrato, che mette in rimessa laterale. Ci avrei tamponi E adesso. con questa rimessa laterale termina la prima frazione di gara con risultato di 1-0 per l'Union Vis, squadra negli spogliatoi. Rovigo però che ha reagito molto bene con 2 occasioni di Polichetti, una fuori di poco con un destro incrociato.
Eccoci per la ripresa della partita, secondo tempo, i ragazzi stanno entrando in campo, approfitto per ringraziare ancora tantissimo Matteo che sta facendo un lavoro eccellente. Squadre che tornano in campo, l'Endinara già sistemato, Rovigo invece che sta entrando adesso. C'è un cambio, quasi sicuramente, non vedo rientrato i Ramazzina e probabilmente c'è il rientro in campo di Mattia Zago. Bellissimo, siamo contenti che rientri in campo. Eccolo qua, Mattia Zago sostituisce Ramazzina. Dai Mattia! Ricordiamo che Zago è andato in rete nella partita d'andata con una prodezza di sinistro, speriamo si ripeta anche oggi. Sì. Tocca il suo primo pallone Mattia Zago per dare inizio a questo secondo tempo. Vai Mattia! Eccolo qua, Mattia Zago tocca il suo primo pallone e inizia la ripresa con Piras che prova ad andare subito in avanti, il pallone intercettato però da Ranzato. Non mi sembra ci siano state altre sostituzioni, No. nemmeno per l'Endinara. Unica sostituzione è stata Zago, ricordiamo l'Endinara ha fatto una sostituzione forzata al primo Certo. tempo, 11 per il 15. Zago qui prova subito a recuperare il primo pallone, non ci riesce, il numero 7 protegge, in mezzo a 3 appoggia per il numero 8 che sterza, ma Chiesaro interviene col corpo, calcio di punizione fischiato con dei dubbi. Punizione affidata al numero 8 dell'Endinara che scambia subito per il 5, scarico sul 2, solito giro palla difensivo della squadra ospite, Rovigo che aspetta, lancio lungo, piccolo di testa, non riesce a intercettare, il numero 3 prova con un rimpallo, palla che rimane lì, prova il 4, abbondantemente fuori il tiro da fuori area del numero 4. Rinvio dal fondo di Fenzi che fa salire la squadra, sicuramente sarà un rinvio lungo. Parte Fenzi a cercare Polichetti, palla che passa, intercetta l'Endinara per Ranzato. Ranzato guadagna calcio di punizione con un'altra giocata. Molto brevelino il 10 della Vis. Calcio di punizione affidato al numero 2. Cerca ancora Ranzato che gira palla. Numero 5 conduce. Poi però arriva un grande intercetto da parte di Chiesaro che prova a lanciarsi in solitaria, chiuso però. E poi commette calcio di punizione, non riesce a frenare Chiesaro che ha intercettato però molto bene. Rovigo che è entrato in campo con voglia di recuperare questa partita. Continuano il riscaldamento invece Pasqualotto e Campion. Rinvio, calcio di punizione per l'Endinara affidato al portiere che va a rinvio lungo. Chiude piccolo, recupera però Ranzato che mette il corpo e prova a girare, lo fa bene. Apertura per il 15, gran controllo del 15 che mette. Oh ragazzi, bravi. Esce Fenzi in sicurezza, sembrava anche in fuorigioco il numero 9. Conduce Pellegrini in avanti. A campo Pellegrini, porta palla, sterza, chiuso, toccato duro sul contrasto. Il direttore però non fischia fallo, concede solo la rimessa laterale a Rovigo che è affidata a Piras. Batte Piras, cerca Polichetti, gran giocata di Polichetti, in mezzo a 3, verso il centro e gira su Scaranello, palla un po' lunga, la recupera comunque Scaranello, poi va a cercare in avanti Zago, palla che lo passa, poi prova al volo da fuori area di destro, piede debole per Chiesaro, palla che termina tra le braccia del portiere, ha cercato l'Eurogol. Siamo messi Chiesaro. Male. No, Bovolone vince, il Portoviro vince, Monsialice vince, l'Unione
il River vince. Risultati e molto l'Abano vince. simili a prima, molte partite bloccate. Polichetti controlla, poi viene chiuso in rimessa laterale. Piras in avanti a cercare Zago, che va a duellare, in mezzo a due, recupera Zago, poi prova l'1 contro 2, è chiuso la bandierina, difende il pallone Zago, lotta Zago, gli viene in appoggio ora Polichetti, allontana però la difesa dell'Endinara, recupera Pellegrini, poi Zago di testa, guadagna un'ottima rimessa laterale in zona d'attacco. Dai ragazzi. Polichetti, in mezzo a due Polichetti chiuso, guadagna rimessa laterale nella stessa zona di quella precedente, Rovigo che fa fatica a uscire da lì, l'Endinara chiude ma la zona d'attacco è quella della squadra di casa. Allontana il numero 7, protegge vai Luca. il numero 9 con Rossi che apre le braccia. Direttore però. Numero 9 però che fa un'ottima azione fisica e va a cercare dall'altra parte. Sterza l'otto, cross per il 7, è da solo, chiude, piccolo. Fortuna, ha sbagliato lo stop. Controllo sbagliato del 7 e intervento prodigioso di Piccolo che salva il risultato. E poi Punizione per noi. Piras guadagna un ottimo calcio di punizione e fa respirare la squadra. Dai ragazzi, dai Rovigo, dai. Partita subito calda, posta in palio importante oggi, sia per i punti in classifica che per il tenore della partita. Rossi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Si avvicina Magnarello, non servito. Ora si avvicina Pellegrini, non servito. Rossi va lungo, va a cercare Zago anticipato, poi Chiesaro. E Zago provano a mettere ordine. Recupera però Ranzato che lancia, ma Scaranello in avanti, chiuso ancora dal numero 3, però Meneghello riesce a far arrivare il pallone a Magnarello, poi ancora Meneghello in anticipo, gran giocata qui, l'Endinara allontana, poi Scaranello perde il duello fisico col numero 7, che ha un fisico importante e si fa sentire. Tutti gli avanti hanno dei fisici importanti. Due punte pesanti, sì. punte pesanti per l'Endinara, numero 4 qui che gestisce e apre per l'8, due palleggiatori, gestione dell'8 per il 7 che ha un controllo non felice, riesce però a scaricare per il 3, controllo del 15 che prova ad andare in avanti per il 9, chiude Rossi, ottima lettura di Rossi, Rossi qui prova a uscire però non riesce, esagera un po' di confidenza qui Rossi che dopo una grandissima chiusura però concede rimessa laterale. Ranzato Bravo, chiuso da Magnarello, altro ex della partita, Magnarello. Per ora però si è visto poco nella zona offensiva. Numero 9 gestisce, recupera Polichetti, fuori gioco fischiato, il numero 10. Ma da qui si fa fatica, Ma- certo il direttore è più vicino di noi. Esatto, e Vabbè. ci affidiamo alla sua decisione. Fenzi sul punto di battuta, va a rinvio lungo a cercare Zago che lascia passare, poi Polichetti anticipato, pallone però recuperato da Zago che va allo scarico per Magnarello che sterza molto bene, il direttore concede il vantaggio, Pellegrini però perde palla e il direttore dovrebbe tornare sui suoi passi ma non lo fa, il 15 allora apre per l'8 che sterza dai 30 metri, prova la verticalizzazione per il numero 3 che si è inserito molto bene, seguito però molto bene anche da Meneghello, cross in mezzo, il 15 da fuori sulla schiena di Piccolo. Piccolo sta facendo un'ottima partita, Magnarello chiuso, colpo di tacco smarcante del 4 che si prende gli applausi dei suoi tifosi. Grande partita anche per il numero 4. No, cosa ha fatto di così eclatante? Scaranello, grande Bravo. sponda di Scaranello che guadagna rimessa dal fondo grazie anche all'aiuto di Rossi che ha coperto molto bene sul numero 9, avversario ostico il numero 9. Sì.
Già Luca sembra grande, ma vicino al 9 sembra comunque piccolo. Numero 9 va Fenzi al rinvio a cercare Chiesaro superato, il numero 8 arriva ancora lui sul pallone, Scaranello qui però riesce a alimentare l'azione, Meneghelli in avanti, numero 4 controlla e Ranzato gestisce ancora per il numero 4, chiuso da Magnarello, poi Zago, Pellegrini prova a mandare in corsa Polichetti, Polichetti prende il tempo al numero 2 che però si mette davanti col corpo, capisce le intenzioni di Polichetti e recupera il pallone, peccato perché si era liberato molto bene grazie a un ottimo passaggio di Pellegrini. Piras protegge, guadagna rimessa laterale, molto bene qui Piras, in avanti per Pellegrini, trovato solo, rincorso però da 3, ma mette bene il corpo e guadagna un ottimo calcio di punizione laterale. Questo è il tipico fallo di sandwich, due giocatori che vanno a fare il panino. contendere il pallone in modo irregolare al numero 4 che rimane a terra e chiama il dirigente Luca Gardina che dovrà farsi tutto il campo per soccorrere Pellegrini. Sarà caduto un po' male, dai, Probabilmente una botta sulla piede. alla coscia sembrerebbe, Pellegrini si tocca lì, schiena per lui. Punizione molto interessante, peccato che Pellegrini ora non possa batterla perché per regolamento dovrà uscire dal terreno di gioco, infatti è già sul pallone Magnarello, il numero 8. Anche se ti dirò che ho visto dei direttori che non facevano uscire. Quelli sono errori che questo direttore di gara però non ha ancora fatto, per cui punizione affidata a Magnarello, salgono le torri. Piccolo si appresta sul secondo palo, Magnarello però batte sul primo, palla che passa, non ci arriva Rossi, blocca in sicurezza il portiere, è partito con quell'attimo di ritardo, Rossi probabilmente non si aspettava neanche passasse, altrimenti probabilmente sarebbe arrivato sul pallone, rientra in campo Pellegrini dolorante però, botta alla schiena per lui, Chiesaro prova ad andare di testa, palla però che lo passa, grande stacco di Chiesaro. Chiude Piccolo per un attimo però, palla che rimane fuori, Rossi mette il piede, numero 8 che gestisce e apre, a cercare il 7, gran controllo, prova il destro, fuori. Per fortuna. Lendinara chiede il calcio d'angolo che però non viene concesso dal direttore di gara e quindi si ripartirà con un rinvio dal fondo. Fenzi sul punto di battuta, Fenzi al rinvio a cercare Chiesaro, palla che passa, numero 8 molto bene sui rinvii del Rovigo Lendinara, gestione Union Vis, pressione però di Zago che costringe al rinvio lungo, numero 7 però che controlla, poi arriva Chiesaro a contendere la palla al 4, direttore lascia vantaggio, numero 4 che qui prova a imbucare, grande lettura di Piccolo che rinvia in avanti dalle parti di Meneghello, anticipato però dal numero 7, ancora Piccolo in uscita. Flipper, il 4 gestisce, Ranzato può guardare la porta, sterza, grande chiusura, Bravo. col corpo di Pellegrini, poi Rossi va al rinvio a cercare Polichetti, Polichetti mette il corpo e tiene il pallone, ancora Polichetti, prova a passare Polichetti, chiuso però, mette ancora il corpo Polichetti e guadagna rimessa laterale, lotta fisica di Polichetti contro il numero 2 che l'ha seguito. Magnarello, poi Piras in mezzo, liscio del numero 5, Rovigo doveva credersi probabilmente su quella palla, non era molto semplice, spazza il numero 3 a cercare il 9, Piccolo però fa buona guardia, poi Pellegrini prolunga per Magnarello anticipato, Ranzato sterza e poi lancia molto bene a cercare il numero 7, esce bene Fenzi, rimpallo sulla schiena del numero 7, riesce ad allontanare Piccolo, situazione pericolosa di Flipper, quelle situazioni complicate in cui Ne abbiamo già vissuta una. esatto, in cui ne abbiamo vogliamo vissuta una molto ripetere. simile a Legnar Sì, nella partita d'andata. Il minuto però lì era il 95 dell'errore e l'errore verso il pari. Qui Polichetti commette fallo sul numero 2
Dai Pietro! Numero 6 sul punto di battuta. Prova verticalmente a cercare Ranzato, chiude Rossi, chiude molto bene Rossi che mette davanti il corpo. Qui Ranzato tiene Rossi, lo tiene volutamente, ma il direttore di gara non estrae il cartellino in maniera, probabilmente la distanza dalla porta avversaria, la non pericolosità dell'azione. Ma non tutti gli arbitri hanno gli stessi parametri per estrarre i cartellini, purtroppo. Infatti ormai sono convinta che ognuno arbitri in maniera soggettiva. Rossi però va a lungo a cercare Polichetti, palla interessante, rimane lì Polichetti e calcio di punizione fischiato per il Lendinara, fallo in attacco di Polichetti, anche qui ho i miei dubbi. Sì, anch'io. Ah, che prendi freddo? Mettiti il cappello. Calcio di punizione affidato al portiere che va a rinvio lungo. Il numero 9 arriva sul pallone, difende pressato da Piras. Riesce però a tenere il pallone in campo, poi Piras, attenzione, ha alzato. Rimessa laterale per il Rovigo, ha alzato il guardialinee della squadra ospite. Per cui non ci sono discussioni. Esatto. Pellegrini, giocata su Ranzato di Pellegrini. Tunnel di Pellegrini che prova a passare, chiuso però dal numero 6. Colpo di tacco di Ranzato, i due si stanno divertendo oggi. Il numero 9 prova a girare Rossi che però fa buona guardia. Arriva Ranzato a contrasto con Magnarello, ne esce il 4 che apre per l'8. Sul mancino, al limite dell'area prova al destro, ribattuto da Piccolo, poi Piras allontana Magnarello in mezzo al campo. Arriva Zago a combattere, Rossi in avanti a cercare lo scatto di Meneghello che a tutta velocità Meneghello, passaggio arretrato di testa, nonostante qua qualche tifoso non l'aveva letto il colpo di testa e continuava ad urlare che il portiere non poteva prenderla con le mani, invece può, e ora si appresta al rinvio. Che sofferenza. Duello Schiesaro e numero 8 che sta vincendo tutti i duelli. Grande Scaranello qui in chiusura per la palla che arriva al numero 7 che va al destro. Ma porca miseria. E trova un Eurogol dai 25 metri di prima intenzione sul secondo palo. Bel gol, devo dire, bel gol. Però, porca miseria. Proteste da parte di Pellegrini che rimedia un cartellino giallo a gol subito. Rovigo che deve reagire nuovamente al doppio vantaggio dell'Endinara, il momento in cui la partita non sembrava avere occasioni così pericolose. Su uno scarico è riuscito ad arrivare in solitudine. Pasqualotto. C'è un cambio ora. Il mister ridisegna la squadra con un 4-4-2, sostituisce Schiesaro, al suo posto entra Pasqualotto che andrà molto probabilmente a comporre la mediana con Pellegrini, sulla destra Polichetti, sinistra Meneghello e davanti le due punte saranno Magnarello e Zago. Albignasego ha pareggiato ad Abano. Pareggio dell'Albignasego ad Abano. Ora la vetta per la Vis dista 4 punti in questo momento. Ranzato anticipa Pellegrini, Ranzato passa in mezzo a 3, rimpallo e calcio di punizione dal limite conquistato dal numero 10, Rovigo che ha subito un duro colpo qui. Bisogna cambiare qualcosa. Ci ha provato il mister cambiando l'assetto. Punizione affidata al mancino del numero 8 dell'Union Vis. Francesco Fenzi sistema la barriera. Molto probabilmente opterà per un tiro in porta. Francesco Fenzi decide di rimanere al centro della porta, sintomo della distanza da cui partirà il tiro. Numero 8 sul pallone, parte il tiro sulla barriera, palla che rimane lì, allontana Pasqualotto. E allora riparte Pellegrini, prova a lanciare in corsa a Zago che va a pressare il numero 5 e probabilmente
andrà a contendere questo pallone. Infatti Bravo, Mattia. lo ribatte, però palla che termina tra le braccia del portiere. Ehi, ho perso un anello senza neanche accorgermi. Rinvio lungo del portiere della Vis, che ora cercherà di addormentare questo gioco. Pasqualotto però di testa vince il duello a centrocampo e prova a lanciare Polichetti. È in anticipo però il 6, che protegge palla, però è costretto a doverla tenere e infatti concede una rimessa laterale in zona d'attacco. Grande pressione qui da parte di Polichetti e il duello vinto da Pasqualotto a centrocampo. Piras trova Polichetti, colpo di tacco, Piras va in mezzo. Anticipo di Rossi che perde la fasciatura alla mano. Zago però dalla distanza di Mancino, gran parata del portiere, rimane lì. Meneghello, altro intervento del portiere. Poi Meneghello ancora. Dai, ma che sfiga! Incredibile, è il portiere dell'Union Vis, Lendinara, salva su un mancino di Zago e la ribattuta di Meneghello che non è riuscito a correggere in rete. Doppio intervento miracoloso. Poteva riaprire la partita questa occasione. Come nel primo tempo, miracoloso il numero 1 dell'Union Vis, che qui va a rinvio, piccolo duello, palla che però arriva al numero 8 che le sta recuperando tutte. Occhio! Numero 8 a duello, guadagna ancora calcio di punizione. Non è d'accordo mister Pavani. Eccolo che lo ammonisce. Cartellino No, non ci rosso, credo, ma dai, cartellino non è rosso possibile. per Non è possibile. Per piccolo perché l'ha per mandato Piccolo, a quel paese. cartellino rosso per Piccolo. Rovigo in 10 uomini. Piccolo indemoniato. Cartellino rosso di puro protagonismo da parte del direttore di gara, Adesso butta fuori che da anche protagonista ora va anche verso la panchina e Non ci credo. va a discutere con mister Pavani, ma è incredibile come ogni giornata Sì, ci presenti questa la sanzione più pesante sia quella maggiormente scelta da parte dei direttori di gara contro i giocatori del Rovigo. 2 espulsioni consecutive. Piccolo entra negli spogliatoi. Il direttore di gara nel primo tempo abbiamo detto che stava arbitrando un'ottima partita, qui si lascia prendere la mano ed estrae il cartellino rosso. Mi sembra una decisione un pochino pesante. Everest da scalare ora per i padroni di casa. L'8 va al rinvio lungo, blocca Fenzi. Serve una scintilla. Pellegrini va al rinvio lungo a cercare Polichetti, grande lancio di Pellegrini. Polichetti anticipato dal numero 6, seconda palla ovviamente del numero 4, vista anche la superiorità numerica avversaria sarà difficile vincere le seconde palle. Qui il numero 7 protegge palla e apre. Serve una scossa ai nostri ragazzi che stanno disputando comunque una partita di orgoglio, però finora non è bastata. Colpo di testa del 15, palla però dalle parti di Zago. Zago prova a ripartire. Break di Zago, apre per Meneghello. Meneghello cerca l'1-2 con Zago che non si chiude, Ranzato chiude, ma rinvio arriva su Pasqualotto che però non ha un controllo felice, rinviene su di lui il numero 9. Polichetti controlla, solo per un attimo però, altra chiusura dell'Endinara. Numero 2 che va a cercare il 9, che prova la sponda però che arriva a Polichetti. Suolata di Polichetti, gestione Pasqualotto che non arriva sul pallone, chiude Ranzato. Momento di difficoltà per il Rovigo che cerca di accelerare i tempi, giustamente, però servirà anche qualità. Mamma mia. Rossi, gestisce Rossi con grande freddezza, conduce il pallone, poi di destro va al rinvio a cercare Meneghello che non riesce a servire Magnarello, chiusura del numero 3 che ora punta Scaranello, lo salta in velocità, chiuso da Rossi che concede calcio d'angolo per gli ospiti.
Entra Champ. Figlio! Sì, vabbè, un quarto d'ora. Sostituzione da parte del Rovigo. Sembra essere pronto Campion. Sostituisce Meneghello, che chiaramente ora i 10 uomini costringono Mister Pavani a dover mettere dentro un difensore al posto, chiaramente di Piccolo, perché il buco in quella zona iniziava a diventare importante. Meneghello, che ha disputato comunque una partita di sacrificio contro un avversario molto tosto. Va al traversone, numero 8 sul secondo palo, a cercare il numero 7 anticipato da Polichetti. Altra rimessa per l'Union Vis. Butta molto buia. E serve veramente quasi un miracolo in questo momento. Sì. Situazione che poteva cambiare sul doppio intervento del numero 1 dell'Endinara, che in questo momento appare essere decisivo. Man of the match. Colpo di tacco da parte di Ranzato, ribattuto No, dai, è nostra. sul doppio rimpallo, non visto dal direttore di gara, che concede rimessa all'Endinara. Numero 9 in area di rigore, prova l'1 contro 1 con Rossi, si gira. Chiuso da un intervento di Pasqualotto, poi Piras prova ad andare in avanti, deviazione del numero 15 e poi con esperienza il numero 6 allontana il pallone. Rimessa laterale di Piras, in avanti Polichetti, Pellegrini, tocco con un braccio da parte del numero 4, chiaro ed evidente. Pellegrini sul punto di battuta, calcio di punizione, ferma però il gioco perché l'Union Vis Lendinara sostituisce il numero 9 che doveva uscire dall'altra parte del campo, direttore di gara che però non lo fa notare, quindi si prende tutto il tempo per attraversare completamente il terreno di gioco con una camminata molto lenta. Ora accelera e dal 5 al compagno che entra. Stai vincendo 2-0, perché devi fare queste cose? Vabbè, non capisco, non sono un calciatore e non capisco. È entrato il numero 19. È entrato il numero 19, va Pellegrini. Serve Polichetti. Chiuso Polichetti. Recupera Ranzato, chiuso da Rossi, grande intervento di Rossi. Rossi entra duro sul 15 e partita che si sta scaldando. Partita che sta Piras sul punto di battuta, partita che si scalda. Direttore di gara che non è stato in grado di gestire gli animi. Rossi sterza ma non riesce sul 7, poi ancora Rossi. Rossi in avanti per Pellegrini. Pellegrini, Pasqualotto, Rossi si riversa in avanti, ora però torna nella propria posizione. Magnarello sponda per Zago, chiuso. È difficile per i nostri ragazzi in inferiorità. Gestione qui del numero 8, che qui di esterno prova a cercare il numero 7, palla però che termina tra le braccia del portiere. Rinvio lungo da parte di Fenzi a cercare Zago. Il mister chiama l'alzata della squadra, il numero 1 del Vis invece va a rinvio lungo a cercare il numero 7 che non riesce a tenerla. Poi Rossi 1 contro 1 con il 10, recupera un altro pallone Rossi, due difensori centrali, Rossi e Piccolo avevano fatto una bella partita e Rossi ora gioca anche sull'aspetto emotivo. Davanti però non riusciamo a vincere i duelli in questo momento. È difficile, erano già chiusi prima e adesso... Lui meno si sente, manca e loro cercano di gestire. Lancio lungo del 19 a cercare il 7, 1 contro 1 con Rossi che non lo riesce a tenere, 7 che prova a scagliare verso la porta, in due tempi, controlla facile Fenzi. Fenzi a rinvio lungo a cercare l'ennesimo scatto di Polichetti che va a contendere il pallone al numero 2 che è in anticipo, però si va a chiudere la bandierina, cerca un appoggio, Polichetti va a dare fastidio, poi il portiere gestisce sul numero 2, sembra essere uscito dalla situazione di difficoltà l'Endinara.
e lo fa molto bene. Ottimo disimpegno che trova centralmente il numero 19 a centrocampo da solo. Apre il numero 3. Rovigo spaccato in due in questo momento. Numero 3 che cerca l'1 contro 1 su Scaranello, che lo chiude molto bene. Bravo Scara. Concede però tiro dalla bandierina. Anzi no, rinvio dal fondo. Il direttore di gara ha cambiato idea, e per fortuna, perché da qui sembrava palesemente rinvio dal fondo. Bagnoli che è in vantaggio contro il Maserà in questo momento. Questo risultato permette a Rovigo di uscire dalla zona play-out. Esce l'ex Ranzato, il numero 10, che dà il cambio al numero 17. Buona la prova da parte di Ranzato. No. Su. Lex, come cazzo abbiamo fatto a farlo andare via? Quindi? Quindi siamo fuori dalla Rinvio di Francesco Fenzi, che stecca completamente il rinvio lungo e concede una rimessa in attacco da parte dell'Endinara. Numero 6 sul punto di battuta centralmente. 19 che protegge, torna dal 4 che gestisce e torna indietro dal numero 1. Complesso ora per il Rovigo ribaltare la situazione. Si tengono i due. 17 che tiene Piras vistosamente. Piras in mezzo a due. Il direttore di gara però lascia proseguire, poi Piras combatte dopo essere stato vistosamente trattenuto. Bravo Matti. Protegge molto bene Campion e lascia il pallone a Fenzi. Pellegrini, tunnel di Pellegrini. Doppio di Pellegrini che si diverte davanti ai propri tifosi e restituisce e raddoppia il tunnel subito nel primo tempo. Esatto. Siamo 2-1 per Pelle. No, ne aveva fatto un altro, siamo a 3. Ah, 3, ecco, uno me lo sono perso. Ricordiamo però di Pellegrini che l'occasione più importante è stata la traversa, peccato. Molta sfortuna in quel frangente. Riparte ora il numero 6 che cerca l'1-2 e prova a superare in velocità Piras, ma Piras in scivolata fa buona guardia. Cavolo di minuto siamo. 74. Numero 4 che gestisce insieme al numero 6 questo pallone. Centralmente trovato il 19 Più o meno. che apre il gioco a cercare il 3. Traversone respinto da Magnarello, palla sui piedi di Scaranello che va a cercare Polichetti. Brutto intervento da dietro del numero 5 che fa la stessa mossa che ha fatto Piccolo e non viene nemmeno ammonito. Quindi Adesso glielo direttore di gara non lineare con le sue scelte. ormai è da passare. Zago per Pellegrini che va a cercare Zago, intercettato il suo pallone. Numero 17 che sterza su Pasqualotto che lo tiene solo per un attimo, non riesce a contendergli il pallone. Allora il numero 19 può puntare la porta, esce Campion. Apertura però per il numero 8 che cerca l'1 contro 1 e prova il tiro a giro, palla che finisce abbondantemente a lato. Altra sostituzione per il Rovigo. Il Rovigo sostituisce il numero 8 Magnarello. No, Magnarello. E al suo posto entra Calzavarini, giocatore che milita nella formazione degli allievi, molto spesso però ultimamente aggregato alla Juniores, con il numero 17 Calzavarini. Bene. Ennesimo rinvio da parte di Fenzi alla ricerca di Zago che viene anticipato fallosamente secondo il direttore di gara. Rovigo che prova ad alzare il baricentro. Rossi. Pellegrini reclama il pallone, Rossi prova a servirlo, chiusura però del numero 15. Polichetti va a duello.
Un gran cuore di Pietro perché avrà fatto 80.000 Polichetti, chilometri Polichetti oggi. 12 km li ha fatti, qui retropassaggio rischioso di Pasqualotto, gestito però da Scaranello che concede a Fenzi che prova ad allontanare, Calzavarini tenta di tenere il pallone in campo ma non ce la fa. Rimessa laterale per l'Union Vis, ricerca il 19 che appoggia per il 3, gestione dell'Union Vis, il numero 8 sterza sul numero 6, il numero 8 sta un pochettino giocando sul velluto come si dice, qui il 15 prova a cambiare gioco per il 7, gran controllo, chiuso però da Scaranello, palla che rimane fuori, il 15 prova il tiro al volo, Bene. anche questo abbondantemente a lato, si ripartirà con un rinvio dal fondo, Altra sostituzione. cambio Lendinara, Lendinara sostituisce il numero 7, autore del secondo gol, destro a incrociare da fuori area. Esce tra gli applausi dei propri tifosi, al suo posto entra il numero 16. Muoviti! Guarda. Fisicamente prestante anche il numero 16. Fisicamente Rossi allontana. Lancio di Rossi che finisce tra i piedi quasi del direttore Giuliano. Rimessa però qui da parte dell'Endinara che cerca centralmente il numero 19 che apre. 1 contro 1 del numero 8 che prova il tiro da fuori area. Alto sopra la traversa. sinistra, ma avevo già visto che Rinvio di Fenzi, Pellegrini si è appostato ora, rinvio di Fenzi basso, Pasqualotto prova a prolungare, non riesce, chiuso dal 19, ancora numero 8, suolata, esterzata, si libera e cambia gioco molto bene dalle parti del 3. Il colpo del secondo gol ha decapitato Rovigo, allora il 3 prova percussione centrale, anche questo pallone finisce alto. La sostituzione di Meneghello ha concesso molta libertà al numero 3 perché il laterale su quella zona di campo è il giocatore in meno che in questo momento ha Rovigo, visto che al posto di Meneghello è entrato Campion che si è appostato in difesa al posto di Piccolo. Fenzi al rinvio, si muove Pellegrini, Fenzi prova a servirlo ma con un pallone troppo lungo recuperato dal 15. Rovigo completamente in bambola in questi minuti, Rossi e Campion proteggono per Fenzi che serve subito Rossi, suola di Rossi e va a servire Piras, centralmente trova solo Polichetti che può girarsi e puntare, trova Pellegrini che sterza Pellegrini, cerca centralmente Pasqualotto, apre su Calzavarini, primo pallone per lui che va a cercare Polichetti, intercettato il pallone di Calzavarini, si gira il 16 su, il 19 aggira Pasqualotto e va a cercare il 3 che per la prima volta sbaglia un controllo. Altra Sostituzione Rovigo, esce Piras e entra Zanca. Zanca con il numero 13. Beppe, la vedo un po' dura, Beppe la partita. I giocatori stremati. Sostituzione anche dell'Endinara che sostituisce l'imperioso numero 8 e anche per il l'Endinara entra il numero 13. Rimessa di Scaranello. Rimessa di Scaranello battuta troppo presto, il direttore di gara non aveva ancora dato l'ok per ripartire, eccolo qui, arriva ora. Scaranello cerca Zago che scarica su Scaranello e trova centralmente Pasqualotto che prova a girare su Calzavarini, flipper vinto dal numero 3. Bravo. Però Calzavarini riesce a recuperare bene questo pallone e aprire per Zago. Zago cambia su Zanca, Zanca che controlla e apre per Pellegrini che sterza, crocchetta di Pellegrini, prova di mancino dentro per Zago, palla che non arriva lui. Rimessa laterale, la prende in mano Rossi e la batte lui a cercare proprio Pellegrini, marcato alle spalle. Pellegrini prolunga per Pasqualotto che di testa va a cercare Polichetti, 1 contro 1 di Polichetti, chiuso
Il numero 6 concede il fallo laterale in zona d'attacco per il Rovigo. Andrà Zanca. No, dell'Atalanta. 70 dell'Atalanta. Rimessa laterale da parte di Zanca, battuta centralmente a cercare Zago che va a duellare, è in mezzo a 3 però fa fatica, però riesce qui con grande cuore a contendere il pallone Angolo! e a guadagnare un corner per il Rovigo. Dai che almeno uno, il gol della bandiera. Importantissimo, perché comunque se dovessero andare su 2-1 gli ultimi minuti poi sono tutti da giocare. Parte Pellegrini, va in mezzo, pallone basso, rimane lì nella zona di Zago, riparte Lendinara che prova a lanciare il numero 17 Scaranello, però oggi in maglia numero 20 fa buona guardia e allontana. Cercato 17, protezione per lui. C'è però un altro pallone in campo. Stoppato. Rimessa laterale in zona d'attacco dell'Endinara. In avanti. Pasqualotto prova a contendere il pallone, non riesce però a recuperarlo. Numero 6 che conduce in avanti, converge verso il centro e poi prova al destro, pallone che rimane lì deviato. Riesce a tenere il pallone in campo però l'Endinara. Qui però butta un pallone all'indietro che Zago riesce a recuperare in qualche modo. Lo gestisce. Bravo! Passa in mezzo a 2, accelera Zago, prova ancora l'1 contro 1 e guadagna calcio di punizione. Intraprendenza e velocità, caratteristiche che il terminale offensivo del Rovigo manifesta ancora una volta nonostante il momento di difficoltà e nonostante il lungo periodo di assenza per lui. Cinque alla fine più recupero. Si avventa Scaranello. Scaranello cerca il traversone in mezzo, ribattuto, arriva Rossi di testa. Flipper Rossi controlla e mette ordine. Bravo, Numero di Rossi Luca! che aggira il centrocampista avversario, poi guadagna punizione. Molto bene Rossi che da vero capitano è l'ultimo a mollare. Rossi da vero capitano prova a scuotere la sua squadra e a crederci fino alla fine come è giusto che sia. 2 gol e un uomo in meno separano il Rovigo dall'Endinara, ma nel calcio si sa, tutto può succedere. Pellegrini sul punto di battuta. Dai che sto giro la caccia. Punizione importante questa. Va Pellegrini che aggira la barriera tra le braccia del portiere, però la palla gli scappa, prova a girarla, ma non riesce a trovare la porta. Proprio Luca Rossi che si era avventato su questo pallone. L'aveva lasciata lì il numero 1 dell'Endinara. Rinvio dal fondo. Lancio lungo a cercare il numero 17 che prova a tenerla in campo ma non ce la fa. Rimessa laterale, Zanca sul punto di battuta. Va in avanti, cerca Polichetti anticipato però. Numero 19 che prova a lanciare. Rossi però fa buona guardia e allora Scaranello torna da Rossi, da Campione. Atterrato! Ma il direttore non fischia fallo e l'Endinara fa 3-0. L'Endinara fa 3-0. Incredibile come il direttore di gara non abbia concesso il calcio di punizione per il Rovigo, in quanto non era una spallata ma un'ancata. 3-0 dell'Endinara in casa del Rovigo, che si avvicina a una vittoria importante, condizionata però da un discutibile arbitraggio e da un po' di sfortuna per i nostri ragazzi che hanno combattuto finché hanno potuto.
Giulia è alta 25 anni. Corso. Doccia fredda qui per i padroni di casa. Ho messo un dislike io alla live. No, dai, non c'entra niente. Conduce ora Lendinara nuovamente in avanti. Cambio di gioco, numero 15. Va a sfidare Zanca. Scarica sul 4. Gestisce Lendinara. Conduce il numero 3, 1 contro 1. Si appoggia. Riceve, conduce, va in mezzo. Anticipo di Campion. Tira fuori qualche bella, stiamo passando gli spettatori. Dai, devi tirare, tira fuori qualcosa fino a noi. Rimessa laterale da parte dell'Union Vis. Statistica. Pillola. Dilli che il Vis è vinto il campionato. Lendinara attualmente, Il Vis è primo, attenzione. a causa del pareggio dell'Albignasego in casa dell'Abano, che si trova quindi a meno 4 dalla vetta e si avvicina a una potenziale vittoria del campionato tanto desiderata dagli ospiti. D'altra parte ora i nostri ragazzi del Rovigo si trovano all'11° posto. Non rispecchia purtroppo il loro valore, ma molte situazioni comportano questa classifica. Numero 5 che va ancora a rinvio alto. 16 Manca protegge. un minuto al termine. più recupero chiaramente se ci sarà. Vedremo se l'arbitro darà il recupero. Anche se Pasqualotto qui recupera palla e serve Zago. Con orgoglio prova il Rovigo a risalire. Zago chiuso e protesta, ma il direttore di gara non intende assegnare il fallo e allora il 15 conduce in avanti. Ancora il 15. Apertura. Numero 3 porta palla. Allarga e si inserisce con una sola posizione interna. Chiuso però. Messa laterale Lendinara che fa scorrere il cronometro e si avvicina a una vittoria importante. Traversone in mezzo, esce Fenzi a vuoto però e allora il 17 chiude con un 4-0 umiliante. Madonna, allora. E probabilmente non rispecchia la partita che si è vista prima dell'espulsione. Passivo troppo pesante per i nostri ragazzi. Meglio che l'abbia fatto oggi. Da ragione Beppe, il distacco è troppo. mi dispiace per i ragazzi. L'ultima volta che una partita così è finita 4-0 è stato al Perolari di Lendinara, però è stato a favore del Rovigo nella stagione 22-23. Oggi invece è il Lendinara che va avanti 4-0 al Gabrielli. Sì, il tempo regolamentare è finito. Ora Campion va lungo, chiuso nuovamente. Polichetti prova a reagire ma fa buona guardia il direttore di gara. Triplice fischio, finisce qui. Rovigo Lendinara, risultato di 0-4. Che non rispecchia però la partita, devo dire. A parte tutta la parte in cui siamo rimasti in 10. Passivo vabbè, pesante, sì, forse molto troppo pesante. per i nostri ragazzi. Troppo. Sulla testa sempre ragazzi, forza Rovigo. Ringrazio ancora Matteo che è stato qui con noi e anche tutti i tifosi e le persone che ci hanno seguito da casa. Grazie a tutti. Auguriamo una buona domenica e ci vediamo sabato prossimo. Buona la prima, Sandro! 4-0 sta bene,